Ben, eccoci insieme ancora una volta. Nei giorni scorsi a Rosà, in provincia di Vicenza, c'è stata una cena che ha avuto il merito, tra gli altri, di sdoganare la cosiddetta scarpetta, insomma, quel rituale da buon gustai che tutti pratichiamo con grande piacere, che è aborrito dal Galateo, ma insomma, il pucciare il pane nell'intingolo nel piatto è un piacere della buona tavola. Il merito di questa cena, che appunto si chiamava scarpetta, va ai ristoratori e ai panificatori vicentini. Noi oggi ospitiamo Cristian Malliverni, che è non solo il presidente dei ristoratori vicentini aderenti a Confartigianato del Veneto, ma anche il presidente regionale di questa categoria. Allora, prima domanda, lei che di professione non è ristoratore, che ci fa a capo di questa categoria? Sì, io ho avuto l'onore da un paio di settimane di essere presidente di questa categoria. Effettivamente ha ragione proprio lei, io non sono ristoratore, non nasco ristoratore. È un operatore del settore turistico a 360 gradi, anche della ristorazione, ma non solo. Esatto, io nasco come operatore turistico, ho la fortuna di essere proprietario della prima villa di Andrea Palladio, a Lugo di Vicenza, Villa Godi Maninverni, e da lì è nato poi la mia professione nell'ambiente turistico. Ovviamente la ristorazione fa parte anche, è un ramo importantissimo del turismo, soprattutto in Veneto, dove abbiamo delle ricchezze favolose in ambito territoriale, dalle Dolomiti fino al mare, ai laghi, ma soprattutto l'enogastronomia. Lei che indirizzo vede nella scelta di Confartigianato di aver scelto una figura professionale come la sua da mettere a capo dei ristoratori? Ma sicuramente innanzitutto è nata la categoria dei ristoratori, prima a Vicenza e poi in Veneto. Vicenza fa un po' da capofila, fa da traino di questa categoria. Sicuramente Confartigianato crede nella realtà dei ristoratori come artigiani, si ritorna un po' a un concetto del ristoratore che con le proprie mani manipola le materie prime per poi dare e offrire il servizio e il cibo agli ospiti e commensali. E poi ovviamente collegato al discorso che abbiamo fatto adesso, Confartigianato crede nel turismo come una risorsa fondamentale per l'Italia e per la regione Veneto e per Vicenza e per Padova eccetera eccetera, e quindi ecco ha unito le due cose e probabilmente ha visto in me questa figura speriamo positiva da trade union. Lei è persona che accetta le provocazioni, quindi glielo chiedo, a lei ha appena detto Confartigianato scommette, crede nel turismo come volano del sistema Italia. Ma ci crede il nostro Paese, secondo lei? Ci crede la classe politica e il governo? Temo che i risultati fino adesso ai quali vediamo a livello nazionale, ahimè dico di no. Purtroppo l'Italia fino a 10 anni fa, e questi sono dati reali, era seconda per incoming al mondo, incoming si intende presenze che arrivano all'interno del nostro Paese. Oggi siamo tra il sesto e il settimo posto, rischiamo di arrivare ai settimi. Si parla di queste percentuali, il 50%, il 70% del patrimonio mondiale culturale in Italia, sono dati relativi ovviamente, bisogna vedere qual è il patrimonio e cos'è cultura. Sicuramente l'Italia è il numero uno al mondo, quello che sia il 30 al 50 poco cambia. Purtroppo però si è investito su tanti altri settori, a volte malamente, e sul turismo nessuno ci ha creduto. Il turismo è il patrimonio fondamentale dell'Italia, il nostro petrolio. Venezia l'abbiamo solo noi, gli altri ce la copiano, il Colosseo è il monumento più importante al mondo, ce l'abbiamo noi, Palladio nei popoli anglosassoni è visto come un dio in terra, è stato un dio in terra, da noi addirittura molti scolareschi arrivano e non sanno chi sia Palladio da me, questo è drammatico. Un appunto, io ho avuto l'onore di essere ospite tanti anni fa a New York e poi a Washington, alla Casa Bianca, quando ho detto che ero proprietario della prima villa di Palladio, mi toccavano, mi guardavano, oddio, chi è questo? Per loro Palladio è tutto. La Casa Bianca è stata disegnata e progettata dal loro presidente Jefferson studiando e copiando i disegni di Palladio. A me in Italia questo no. Ecco, ma secondo lei è una questione di cultura o una questione di potere? Intendo dire che il settore turistico pesi poco in termini appunto di potere. Insomma, non mi pare neanche il caso di dire potere economico, perché se non sbaglio è la prima o la seconda voce del prodotto interno lordo del nostro paese, ma c'è qualcosa che non va, perché si dice che la classe politica è l'espressione del paese. In realtà io non ho la percezione che il paese, la gente non capisca quanto è importante il turismo, però poi l'espressione politica l'ha sempre penalizzato, a tutti i livelli. È vero, pienamente ragione. C'è da dire anche una cosa, che turismo
vuol dire flessibilità, in tutti i campi, economico, di lavoro, quindi contratti molto flessibili, ovviamente oggi abbiamo 20 ingressi, domani abbiamo 200, dopodomani 2000, non si sa, questo è turismo. L'Italia sappiamo che è un paese molto ingessato, su vari livelli, vediamo i contratti, le nuove riforme sul lavoro a livello turistico ci ha penalizzato tantissimo, perché va ancora a ingessare un sistema, noi abbiamo bisogno di flessibilità. Gli ospiti, soprattutto stranieri, si aspettano professionalità innanzitutto, rapporto qualità-prezzo, e in quello l'Italia per fortuna stiamo migliorando, non è più come gli anni 80-90 dove si vedeva il turista straniero come un pollo da spennare. Oggi per fortuna stiamo migliorando in quello. Purtroppo però, ahimè, la burocrazia ci blocca. Questa flessibilità, questa modernità, questa velocità che in altri paesi riscontriamo, Germania, Francia, non andiamo addirittura negli Stati Uniti, ma rimaniamo in Europa, da noi purtroppo siamo ancora lontanissimi. Ecco, lei mi diceva proprio in occasione di quella cena che a prescindere da altri giudizi, nel settore del turismo, in particolare nel settore della flessibilità, il governo Monti ha sbagliato. Dal mio punto di vista sì, perché al posto di velocizzare e rendere dinamico gli aspetti economici e lavorativi per quanto riguarda questo settore, li ha bloccati, li ha ingessati, cosa che è sbagliatissimo, assolutamente sbagliatissimo. Lei prima ha usato un termine, professionalità. A che punto siamo secondo lei nel nostro paese? Allora, per quanto riguarda il settore turistico, sicuramente siamo ancora indietro, purtroppo a dirsi, siamo indietro per le potenzialità che abbiamo. Bisogna sempre confrontarci con i vicini più vicini a noi, che sono i francesi, sono i tedeschi, sono gli inglesi. Effettivamente là la professionalità è ancora un livello superiore alla nostra. Sto parlando già di qualche anno fa, uno può visitare determinate location, dimore storiche negli altri paesi, si collega col wifi, scarica le applicazioni con i vari smartphone, stiamo parlando già di 2 o 3 anni fa. Da noi è ancora visto in maniera arretrata. Io ho installato il wifi, ho installato le applicazioni e mi guardano un po' come ma perché lo fai? Perché stai investendo X in quello? Perché oggi funziona così, sono i canali multimediali, da noi siamo ancora un po' lenti. Devo dire però, onestamente, che il mio staff è composto da tanti giovani, a livello di Confartigianato vedo tantissimi giovani sia nel turismo che nella ristorazione, che hanno una voglia matta di fare, di vincere questo tabù, di questo gesso che ha coperto l'Italia per tanti anni. Quindi bisogna essere ottimisti. Lei ha parlato di professionalità però rivolta molto all'innovazione e alla tecnologia. C'è anche una professionalità molto più semplice che è quella proprio della ricettività, della capacità di accogliere l'ospite. Noi credo abbiamo dei problemi, prima di tutto di lingua. E in questo devo dire il governo perlomeno dà una dimensione internazionale all'altezza degli altri, perché insomma, visto che parliamo di turismo mi corre ancora la mente al video che fece Rutelli presentando il nostro paese, ha fatto ridere tutto il mondo insomma, per l'inglese che parlava, e poi Berlusconi insomma, altrettanto per quanto riguarda la stessa lingua. E ogni anno poi in Italia i dati delle camere di commercio, ad esempio, mostrano come molti stranieri, lasciando il nostro paese, poi protestino, non ricevano l'accoglienza che si aspettavano o il servizio che gli era promesso. In questo mi sembra che siamo ancora molto indietro, che poi alla fin fine insomma, potremmo risolvere appunto in professionalità, ma anche in onestà nei confronti di chi arriva. Lei giustamente diceva, per anni abbiamo avuto l'idea che l'ospite era da spennare. Purtroppo sì. Stiamo migliorando, ma siamo ancora tanto lontano dalla meta. Siamo migliorati, ma c'è ancora una bella distanza che ci separa dagli altri. Lei diceva giustamente la lingua. Oggi, ahimè, ancora nelle scuole, e lo vedo con mia figlia, l'inglese è ancora visto come un inglese lento, arcaico, non dinamico, anche qua. Viene studiato a livello didattico, poco operativo sul campo. Lo vedo quando dei ragazzi fanno stage da me, arrivano, mi dicono sì, sappiamo l'inglese, poi li metto davanti a un turista, si bloccano, sì, sanno la frasettina, ma si fermano lì. Negli altri paesi, in Germania, in tutti gli altri paesi, l'inglese è la lingua ufficiale quasi, dopo ovviamente quella nazionale, però tutti lo parlano. E in questo, anche qua, siamo un passo indietro. Come dicevo prima, stiamo migliorando, non stiamo più vedendo il famoso turista appunto da spennare, quindi anche perché internet ha aiutato molto,
E in questo però abbiamo perso, attenzione, il rovescio della medaglia è quello, i tedeschi hanno imparato, ahimè purtroppo negli anni 80 e negli anni 90, che venivano qua in Italia e venivano appunto massacrati a livello economico, e quindi adesso iniziano a spostarsi negli altri paesi e abbiamo perso, i risultati lo dimostrano. Quindi dobbiamo riqualificarci in questo e rifarci vedere rispetto agli altri popoli europei. Oggi si aprono nuovi mondi, è ancora un po' presto dal mio punto di vista, il mondo indiano, cinese è ancora lento l'incoming, i grandi numeri in realtà con calma, prima fanno un turismo interno loro, non sono stupidi, poi lo lasciano fare fuori, quindi mancherà ancora un po' di anni, però prepariamoci, abbiamo perso fino adesso, iniziamo a vincere. Grazie a Cristian Maliverni che insomma, chi si fosse messo all'ascolto durante la nostra conversazione dubiterà sia solo il presidente dei ristoratori e aderenti a Confartigianato Veneto, perché in realtà abbiamo parlato di turismo a 360 gradi e lui appunto è un operatore del settore, nonché presidente di questa categoria. Grazie. Grazie, a voi alla prossima.